a una nuova puntata di Friuli Chiama Mondo. Ci faremo un bel giro questa sera e parleremo di musica, di cultura, di grandi musicisti friulani, prodotto del nostro conservatorio, quello di Udine, che insomma hanno in qualche modo conquistato il mondo, comunque si sono conquistati insomma dei posti rilevanti in varie orchestre e hanno sicuramente delle carriere importanti da raccontare. Per parlare di tutto questo abbiamo qui in studio con noi Flavia Brunetto, buonasera, benvenuta. Buonasera. Che è il direttore del Conservatorio Tomodini di Udine, oltre ad essere il vicepresidente dell'Ente Friuli nel Mondo. Tutto giusto. Tutto giusto. Allora Flavia, intanto la faccio già subito essere orgogliosa del Conservatorio di Udine, perché da lì, dal Tomadini, sono usciti questi tre personaggi. Incredibile, fatalità, due trombe e un trombone. Li abbiamo proprio così messi in armonia. Allora saluto da Tokyo Ottaviano Cristofoli, tromba solista della Japan Philharmonic Orchestra. Ciao Ottaviano. Mandi, buongiorno, buongiorno. Da lì ci spostiamo in Cina, a Chengdu, dove vive Morris Sebastianutto, e anche lui è una tromba, la tromba principale dell'orchestra sinfonica proprio di Chengdu. Ciao! Buongiorno. E poi invece andiamo in Europa a conoscere Simone Candotto. Lui invece è il trombone del gruppo, anche se poco fa ci ha mostrato un altro strumento, poi andremo ad indagare. Ciao Simone, benvenuto. Grazie, un saluto a tutti, un piacere essere qui, grazie per l'invito. Tu suoni, fai un sacco di cose, insegni anche, giusto? Sì, ma principalmente suono in orchestra. Ok, allora sentiamo brevemente prima le loro storie, così poi andiamo anche a fargli delle domande. Partiamo da te, che sei più vicino, Simone, da Amburgo. Tu nasci a Palmanova, studi trombone al conservatorio, e poi quando è che parti? Dunque, a seguito di un incontro con un insegnante in un corso di perfezionamento estivo a Riva del Garda, praticamente nel marzo 1988 sono partito per la Germania, al sud della Germania, dove ho iniziato a studiare nella scuola superiore di Trossingen, a circa un centinaio di chilometri a sud-ovest di Stoccarda. Lì ho iniziato il mio cammino, diciamo, all'estero. Qua vedo i miei colleghi. Questa qua è stata un'altra azione che poi eventualmente possiamo parlare. Sono partito a studiare, diciamo, con il bagaglio di tedesco molto piccolino, anche se ho avuto il tedesco sia nelle scuole medie che nelle superiori, però poi sul campo la questione è stata molto complicata, quindi per 2 anni ho avuto molte difficoltà, sia ad esprimermi, sia da capire anche nelle lezioni, perché oltre alle lezioni di trombone avevo anche lezioni di teoria, di storia della musica, eccetera, eccetera. Quindi è stato abbastanza difficile, ma poi piano piano le cose sono migliorate. E quindi anche, diciamo, il discorso con il tedesco ho cominciato a funzionare molto meglio, a capire molte cose, e niente, ho cominciato lo studio e poi, diciamo, sono rimasto qua anche per il lavoro. Però visto che hai lavorato con molte orchestre, con molte grandi orchestre italiane, no? Anche quella della Fenice per esempio, quindi insomma i contatti con l'Italia anche insomma professionali non li hai mai mollati? No, mai, perché nonostante tutto, diciamo, l'orgoglio di essere italiano, friulano è molto forte, quindi quando capita l'occasione di suonare con delle orchestre o dei gruppi in Italia sono sempre disponibile se il lavoro me lo permette. Quindi ho suonato con varie orchestre in Italia, Fenice, la Rai di Torino, la Scala di Milano, eccetera eccetera, e dove ho anche trovato anche altri corregionali, no? A Milano ci sono vari friulani anche in orchestra, quindi è sempre un piacere per trovarsi. Ecco, ma voi tre vi trovate qualche volta in giro per il mondo? In giro per il mondo no, ma in Friuli sì, ecco. In Friuli ci siamo trovati spesso
Io con questi miei due amici ho suonato anche insieme e quindi è sempre un piacere potersi ritrovare, perché ognuno va per la sua strada, per lavoro, per altre cose, poi quando ci si ritrova in patria questo è qualcosa di veramente eccezionale. Quindi abbiamo, io sono anche molto orgoglioso, abbiamo dei precedenti bandistici da cui praticamente siamo usciti tutti noi tre dalla banda. Abbiamo suonato spesso insieme con la banda di Reana, io come esterno perché la mia banda è di Castiglione di Strada, ma ci si conosce e ogni tanto magari si ha bisogno di qualcuno per aiutare una sezione di qua o di là, allora ci si trova e così si suona assieme, si passa delle ore molto, molto belle in tranquillità e con la musica. Le bande sono un po', possiamo considerarle un po' la gavetta? Per gli strumenti a fiato, certamente in Friuli c'è una grande tradizione di bande, una grande tradizione di cori c'è in Friuli e di bande. E di bande. Assolutamente. Allora, se tu hai avuto problemi con il tedesco, caro Simone, io non oso pensare ai tuoi due colleghi, uno in Cina e uno in Giappone, lì diventa un po' più difficile. Allora, Morris, tu ti sei diplomato nel 2002. Come sei arrivato? Come sei finito in Cina? Ma diciamo che la mia esperienza lavorativa come i miei colleghi è iniziata prima in Italia, collaborando con diverse orchestre in Italia, e poi sono venuto a conoscenza di questo concorso che aveva bandito questa orchestra a Pechino inizialmente. E ho aderito, è andata bene, ho vinto l'audizione e mi hanno chiamato e tutto è iniziato nel 2017. Poi ho avuto la fortuna che la Cina è un paese molto attivo, è un paese in crescita e quindi ho avuto anche occasione di suonare con tutte le orchestre, diciamo così, di Pechino. E questo per una durata di più o meno 4 anni e mezzo. E poi qualche mese fa ho fatto un'audizione per questa, la Chengdu Symphony Orchestra, che è questa nuova orchestra appunto a Chengdu, che è una città nella regione del Sichuan, e è andata bene anche lì, ho vinto e mi sono trasferito e tuttora sono qui. Ci dai l'occasione di vedere queste immagini di Chengdu, che è una città che magari vediamo meno rispetto ad altre, ma che sembra essere davvero bella. Abbiamo una percentuale, Flavia, degli studenti che si diplomano e che poi vanno a vivere all'estero? Non abbiamo una percentuale, però sono abbastanza, non moltissimi, ma il Friuli ha sempre regalato grandi e bravissimi musicisti al mondo. Ma questo da sempre, forse noi non abbiamo la percezione di quanti friulani nei secoli proprio hanno portato grande musica nel mondo. Per fare un esempio, una grandissima cantante, Emma Zilli, nata a Fagagna, nell'800 ha cantato in tutto il mondo. Verdi la stimava moltissimo, abbiamo addirittura delle lettere in cui Verdi, a proposito della sua performance alla Scala di Milano, cioè sottolineo che nell'800 una giovane donna è partita da Fagagna e ricordiamoci cos'era Fagagna nell'800, ha cantato alla Scala di Milano, è stata la prima interprete di Alice del Falstaff di Verdi. Verdi ne parla benissimo e ne dà un ritratto straordinario, per esempio dice che non solo che era molto brava, ma aveva una ferocissima volontà e questo per noi che conosciamo qual è il carattere friulano è assolutamente significativo. È vero. Ai nostri ragazzi noi dobbiamo dare le radici, ma dobbiamo dare anche le ali. E naturalmente possiamo citarne moltissimi, possiamo citare Serena Basandella, prima tromba dell'orchestra OSI di Lugano, che è una delle più importanti orchestre della Svizzera. Possiamo citare Cristina Monticoli, che ha vinto a suo tempo il concorso per primo oboe all'orchestra di Malmö in Svezia. Possiamo citare non solo grandi interpreti, ma anche grandi docenti. Adriano Del Sal è nato a Sabbiadoro, a Lignano Sabbiadoro,
è docente all'Università Sarà ospite della in una Musica delle delle prossime Arti. puntate, Adriano. Oggi aveva un Eccolo. impegno, ma ci ha promesso che in una delle prossime puntate arriva. Esatto. Sì. E quindi davvero in tutte le generazioni, la generazione precedente, voi certamente conoscete Gabriele Cassone, uno straordinario interprete di musica barocca, è uno dei più grandi musicisti del nostro tempo. Quindi questo è un grande motivo di orgoglio per noi friulani. Assolutamente. Come, ora sei troppo giovane per entrare nella storia, però lo farai, Ottaviano, perché la tua è una storia pazzesca, quella del primo occidentale, primo e unico occidentale, non parliamo di italiano, parliamo proprio di non giapponese, che entra nell'orchestra del Giappone, ed è stato così per diversi anni. Ora mi sembra che un po' anche i giapponesi, insomma, si siano abituati ad accogliere sì, anche gente da fuori, no, Ottaviano? Sì. Per essere precisi devo precisare che se parliamo di apripista, Simone è stato quello che ha aperto la strada a noi ottoni e non solo musicisti del Friuli, perché Simone nell'88, quando è andato in Germania, era un trombonista o musicista italiano. Entrare in un'orchestra tedesca di quel calibro era praticamente impossibile. Quindi noi diciamo che la storia degli emigrati friulani musicisti nell'orchestra del mondo esiste, perché seguiamo le orme dei nostri miti, quale è anche stato naturalmente Simone. Adesso siamo amici, ma quando io ero studente avrei fatto firma, no? Per seguire le sue orme e seguire anche il suo esempio nel suo caso. Sì, io sono stato il primo membro occidentale dell'orchestra, anch'io a mio modo ho aperto un po' la strada a un altro paio di strumentisti recentemente nuovi acquisti dell'orchestra. Insomma, è stato un grande piacere. Sicuramente ho rotto il ghiaccio, perché naturalmente musicisti e direttori ospiti sicuramente la mia orchestra ne ha continuamente, ma un membro stabile è stato qualcosa di nuovo anche per loro. Questo anche sicuramente nel caso di Morris, perché la Cina adesso sta affacciandosi, si è affacciata ultimamente nel mondo, no? Musicale, quindi forse per lui è ancora più diciamo non estremo, ma sicuramente questa cosa è ancora più marcata. Sì, io sono in Giappone ormai ho fatto il conto ieri, 14 anni, perché mi sono trasferito nel 2008, e quindi sì, ormai è passato un bel po' di tempo. La mia esperienza lavorativa ormai... Parli giapponese? Bene. Non perfettamente come alcuni dei miei amici friulani qua a Tokyo, che lavorano anche con la lingua, e noi naturalmente avendo il linguaggio universale, anche suonando, non usandola, per fortuna in Giappone in orchestra non si parla tanto, non è una cosa secondaria, ma insomma è una cosa che è arrivata dopo. I primi anni è stato veramente difficile. Se parliamo di comunicazione e di lingua, sicuramente è stata forse la cosa più difficile, però adesso dopo tanti anni diciamo che mi sento abbastanza a mio agio anche con la lingua. Diciamo che solo i termini italiani sono gli stessi, naturalmente, no? Il forte, il piano, noi abbiamo questa gloria, insomma, italiana di avere una musica che parla italiano, certo. Diciamo che come la danza parla francese, la musica parla italiano. Sì, questo è stato un po', penso un po' per tutti, no? Un po' un passaporto per noi, anche una lingua franca, perché capendola in tutto il mondo ne siamo un po' anche, fra virgolette, forse anche un pochino scusati, soprattutto all'inizio, però questa non deve essere una scusa appunto per non... Ormai è diventata una lingua della musica, non è più nemmeno l'italiano, è semplicemente un codice mondiale. Certo. E questo, insomma... diciamo che è utile e comodo all'inizio. Certo, perché allegro, crescendo, lo capiscono assolutamente fin da subito. Vabbè, bello questo è anche con i direttori.
Anche con i direttori è stato abbastanza, è stata l'unica cosa che insomma all'inizio si riesce a capire, no? In una prova. Questo Morris ha sperimentato quando è arrivato in Cina, e non si capisce niente a parte quelle parole in italiano che vengono buttate lì in una massa di parole incomprensibili, perché poi non è che ti aggrappi a qualcosa o a una radice della, no? Etimologia della parola che magari ti fa, come in inglese. Quando sono stato in America, vabbè, certe parole si capiscono, in giapponese nulla. Zero. Cioè, queste parole italiane erano veramente degli appigli all'inizio, durante le prove. Immagino l'importanza di sentirle in mezzo a un discorso in giapponese o in cinese. Io sono contenta di voi tre, perché voi tre, insomma, l'ha spiegato benissimo Ottaviano, siete tre pionieri in qualche modo, no? Tre grandi artisti, grandi musicisti che hanno aperto una strada. Ce ne sono tanti poi di generazioni giovani che stanno provando a seguirvi, e allora vorrei farvi sentire questa intervista raccolta con una violinista pordenonese bravissima, Laura Bortolotto. Lei ora lavora a Monaco. Ho sempre ascoltato musica sin da quando sono nata, c'è sempre stata musica in casa perché alcuni membri della mia famiglia hanno studiato musica fino al diploma. Il violino è stato un caso, è stata una felice opportunità, quindi sono stata molto contenta di conoscere il mio primissimo insegnante, Domenico Mason, con il quale appunto ho cominciato a imparare a suonare il violino. E quindi il tutto è cominciato in una piccola scuola di musica, anche quella in provincia di Pordenone. Ti diplomi al conservatorio a 14 anni a Trieste? Sì, giusto. Mi sono diplomata da privatista, ho preparato i miei esami da privatista con i miei maestri, anche quelli teorici, pianoforte, armonia, storia della musica, e sono arrivata al diploma appunto a 14 anni. Il diploma in conservatorio l'ho fatto proprio in prima liceo, forse a ottobre, quindi avevo appena cominciato le superiori e ho potuto, diciamo, liberarmi di questo difficilissimo esame al conservatorio, così poi ho potuto affrontare le superiori con relativa tranquillità. Ho cominciato prestissimo a sognare di conoscere anche un'altra realtà un po' più grande dell'Italia. Io ho vissuto a Pordenone fino alla fine delle superiori, quindi ho fatto la maturità e subito ho cominciato gli studi nella Musikhochschule di Mannheim, quindi io sono andata in Germania subito dopo la scuola superiore e ho fatto 4 anni di università lì, dopodiché mi sono trasferita invece a Monaco di Baviera, dove vivo tuttora, e quindi posso dire che questo è il mio 8º anno di vita in Germania. E così ho avuto il privilegio di poter entrare nell'accademia appunto della Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Da subito ho cominciato a immergermi veramente nel mondo delle super orchestre, delle orchestre migliori praticamente d'Europa, se non del mondo, ed è stato bellissimo e mi ritengo da una parte fortunata, dall'altra parte incredibilmente privilegiata a essere qui, perché fare quello che sto facendo qua credo sia il sogno di tanti. A me piace tantissimo la musica da camera, infatti è da tantissimi anni che suono con Matteo Andri, che probabilmente conoscete, però ci sono alcune cose della musica sinfonica che non si riescono, alcune sensazioni che non si possono provare in nessun altro tipo di repertorio. Adesso per esempio ho scoperto i grandi brani sinfonici di Stravinsky, che prima quasi non ascoltavo neanche quando ero studente o quando ancora vivevo in Italia. Tra l'altro leggo dal tuo curriculum che hai anche ricevuto da Napolitano l'attestato di onore di Alfiere della Repubblica per le tue raffinate qualità di giovane violinista nel 2010, giusto? Ho un ricordo bellissimo di quella giornata. Ovviamente all'epoca io avevo 15 anni, quindi non mi rendevo davvero conto dell'importanza. Certo, era una cosa molto bella che mi dava molto onore, ma di certo l'ho affrontata in modo forse un pochino ingenuo. Quanto ti manca da 0 a 10 Pordenone e Brugnera, dove sei cresciuta? Ma risposta secca, beh, un bell'otto. Io quando me ne sono andata ovviamente
avevo anche un po' questo spirito di ribellione che molto spesso si ha da giovani, quindi si ha anche voglia un po' di evadere, di lasciare un po' la propria piccola realtà, soprattutto quando è provinciale, come nel mio caso. C'era anche questo tipo di sensazione. Poi con gli anni ci si rende conto che invece anche il posto da cui veniamo non è assolutamente da buttare via, ci si rende conto di quanto si è e si sarà per sempre legati alla terra dalla quale si viene. Tu comunque hai fatto tutte queste cose, ma non hai nemmeno 30 anni, ne hai 27. Ora, Sì. con tutto questo percorso alle spalle, che tipo di sogno hai? Che futuro immagini per te? Il sogno è riuscire a convincere, a convincere i colleghi e poter quindi entrare stabilmente a far parte di un'orchestra simile, dove ogni settimana, dove una settimana viene Riccardo Muti, la settimana dopo viene Daniel Harding, la settimana dopo viene Gardiner, Daniele Gatti. Ecco, io voglio fare musica con persone del genere, con maestri di questo tipo, con strumentisti di questo livello dai quali è sempre possibile imparare qualcosa. Vorrei che diventasse la mia vita quotidiana e non soltanto una felice parentesi della vita. Ecco, voglio che diventi la professione con l'articolo determinativo. Ecco. Ci ha travolto di entusiasmo questa ragazza. Certamente, come è giusto che sia. Come è giusto che sia. Come è giusto che sia. Ma le chiedo, lei da docente, domanda che spesso si fa ai docenti, si vedono subito quelli che sfonderanno, quelli che hanno il carattere, che hanno l'entusiasmo, che hanno la passione, che hanno la dedizione per arrivare a fare carriere di questo tipo? Beh, il talento è immediatamente riconoscibile, cioè il talento è immediato, il talento lo si vede, in questo caso lo si sente. Certamente è bene cominciare da piccoli, la musica è un qualcosa che va coltivata da piccoli, nei posti giusti, certamente, con le relazioni giuste, e in tal senso il Conservatorio di Udine si sta spendendo molto in questo periodo proprio per avere legami fortissimi con le più grandi istituzioni musicali europee. Noi vogliamo mandare da loro i nostri migliori ragazzi e anche ricevere da loro i loro studenti, proprio per avere questo scambio che diventa crescita comune, che diventa un valore aggiunto per i nostri ragazzi. È vero, perché è fondamentale poi avere questa apertura, no? Assolutamente. Soprattutto in ambito culturale, in ambito musicale, insomma bisogna andare, bisogna è assolutamente sentire, necessaria. farsi contaminare, certo. Un tempo il Friuli era ai confini dell'impero, Sì. Adesso io dico sempre dobbiamo fare invece di un'opportunità questa nostra situazione geografica. Noi siamo davvero la porta della Mitteleuropa, siamo la porta di un mondo musicale che è importantissimo e dobbiamo essere capaci di cogliere tutte queste opportunità. E devo dire che il Conservatorio di Udine lo sta facendo. Abbiamo un'attività internazionale intensissima che siamo riusciti a mantenere anche durante questi anni sventurati di Covid. Ci siamo organizzati, abbiamo per esempio, grazie alla rete GAR, questo sistema di Lola che permette di annullare la latenza e quindi permette di avere musicisti che suonano insieme a grandissima distanza. Noi abbiamo fatto dei concerti dove il direttore d'orchestra era all'Università di Lubiana, i fiati erano al Conservatorio di Udine e gli archi erano all'Università di Vienna e altri musicisti erano a Klagenfurt. Pazzesco. Ed è stata una cosa emozionante per noi, davvero, davvero. Perché ovviamente di solito c'è questo piccolo ritardo che c'è anche nelle interviste, no? Sì. Con questo Lola System viene assolutamente annullato. E questo è stata una gioia immensa per noi docenti e per gli studenti naturalmente, ha dato proprio il senso di un'unità, di un costruire qualcosa insieme, di vincere anche la pandemia. Che bello. Li invitiamo al conservatorio, tra l'altro io so che aperte, Ottaviano ha un sacco di progetti e tiene sempre così vivo e nutrito, poi andiamo a sentire anche gli altri, il suo rapporto con il Friuli, con i musicisti friulani. Sì, ci proviamo, anche se in questi 2 anni è stato
insomma è stata durissima, perché quest'estate 2021 non sono nemmeno rientrato perché era impossibile. Ho fatto di tutto per rientrare nel 2020, abbiamo mandato avanti l'edizione anche del 2020 del Music System, che è il progetto che ultimamente mi sta impegnando appunto anche in Italia, però per forza di cose insomma abbiamo spostato adesso tutte le attività qua in Giappone che stanno continuando. L'augurio è che magari nel 2022, quest'estate, possiamo riprendere, insomma. Il mio è un po' l'idea mia è quella di creare un ponte sia dal Giappone ma che da altri paesi per il Friuli. Simone è stato ospite e insegnante nell'edizione del 2019 e Morris in quella del 2020. Laura invece si è esibita l'anno scorso, nel 2021, sempre nell'ambito del Music System. Speriamo di continuare perché è importante. Perché insomma la percentuale di friulani nel mondo, musicisti usciti dal Conservatorio di Udine, sarebbe bella saperla anche, perché dopo non è che dopo mi sta un furno e non torni mai, perché quello è il pericolo. Perché sì, io ho 14 anni che sono qua, magari anche un minimo di prospettiva di poter tornare senza dover svendersi o lavorare gratis sarebbe bello, scusate la polemica, ma quindi bisogna lavorarci anche su questo, perché nel mondo noi siamo abituati a standard di lavoro altissimi, e qua stiamo parlando con Simone che è in una delle migliori orchestre della Germania, quindi del mondo, Laura che adesso sta suonando con una delle orchestre di tradizione più importanti del mondo, che è la Bayerische Rundfunk, e quindi bisogna mettersi al passo, perché se no in Friuli non torna in Puglia. Mi piace anche questo spunto polemico, cioè tu dici ok, noi siamo andati via, abbiamo fatto delle cose importanti, ma in questo momento noi non potremmo tornare perché non c'è una realtà che insomma in cui ci potremmo trovare a nostro agio con la professionalità che abbiamo acquisito. Naturalmente, se noi vincessimo un concorso in Fenice o in Scala, sì, perché naturalmente queste sono realtà di altissimo livello, però intanto i concorsi non se ne vince uno ogni anno, se ne vince uno nella vita e due, cioè pochi posti. Questi sono momenti che per vincere un concorso adesso devono collimare 50 diverse caratteristiche sia di età che di abilità che di esperienza. E tutto il resto, io vedo che magari un giapponese, un cinese o un tedesco che fanno un'esperienza all'estero, tornando nel loro paese, hanno un sistema lavorativo che gli permette anche di inventarsi qualcosa. Magari in Giappone un giapponese può insegnare, può organizzarsi i suoi concerti, può vivere benissimo. Ora la domanda è, se io torno vincendo un posto, prendendo il posto in Fenice o in un teatro, naturalmente posso vivere. Ma se torno soprattutto nel nostro territorio pensando di fare musicista professionista, devo abbassare il livello e gli standard di income, di qualità della vita per forza. È abbastanza strano, no? Sentire che questi sono dei grandi professionisti e che questo in qualche modo li rende prigionieri del fatto che devono rimanere all'estero. La cosa ideale ovviamente è che i nostri ragazzi vadano all'estero, facciano una grandissima esperienza di vita, di musica, di cultura e poi ritornino da noi a portare quello che hanno imparato. Questo è l'auspicio ed è quello che io ho fatto. Ho studiato all'Accademia di Musica di Vienna, ho studiato a Salisburgo, sono andata a suonare ovunque nel mondo e poi ho scelto di tornare a Udine. È un po' quello che è, insomma, un po' forse nello stile anche friulano, quello di ritornare comunque a casa propria e quindi cercare alla fine, soprattutto alla fine di una carriera, di ridare al territorio quello che il territorio, bene o male, ha cercato di darci. Io sono direttore del Conservatorio di Udine da un anno e stiamo cercando di far ritornare tutti i nostri talenti, non solamente per avere degli insegnanti motivati, affezionati al territorio, ma anche proprio per lanciare questo messaggio di speranza a quelli bravissimi che noi abbiamo. Vi vorrei portare velocissimamente, proprio che poi siamo in chiusura, sull'attualità, perché voi siete gente di mondo oltre che gente di cultura.
E quello che stiamo assistendo, vediamo alcuni siti internet, vorrei capire con alcune notizie degli ultimi giorni, mi riferisco all'Ucraina, che tipo di effetto vi fa. E parlo di notizie di direttori di importanti orchestre o direttori musicali di importanti teatri che in quanto russi o in quanto eccetera 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 devono abbandonare. Cioè, è una situazione che forse da tempi insomma abbastanza passati non avevamo mai visto, cioè che davanti a un conflitto, a parte che non vediamo da tempo nemmeno un conflitto così qua vicino, anche la cultura, il mondo dei direttori si trovi a dover abbandonare, andarsene, cambiare direzione, sentirsi non a proprio agio. Beh, anche i ragazzi naturalmente, anche gli studenti, noi siamo in contatto con il Ministero, cioè io ho dato la disponibilità del Conservatorio Tomadini ad accogliere gli studenti e anche professori ucraini da noi, spero che riescano a venire. Sì. Questo contatto c'è, questa disponibilità davvero ad avere studentesse e studenti ucraini, veramente non c'è problema di numero, cioè io apro le porte a tutti e anche ai loro docenti naturalmente. Questa è già un'iniziativa molto importante. Come la sentite questa situazione nei rispettivi paesi? Simone, tu sei più vicino, quindi forse la vivi più o meno come noi? Sì, la situazione è molto difficile e anche noi con l'orchestra abbiamo cercato di dare il nostro contributo. Intanto la settimana scorsa i 3 concerti che abbiamo suonato abbiamo iniziato sempre con l'inno nazionale dell'Ucraina e anche il bis che è stato fatto dalla solista, che avevamo una solista russa anche che lei tra l'altro ha suonato anche lei assieme a noi l'inno nazionale. Hanno usato abbiamo fatto dei bis dedicati alla situazione, alle persone che stanno passando per questa situazione molto difficile. Anche l'orchestra ha cercato di un aiuto anche finanziario, il direttore ha offerto il suo cachet della settimana. Si cerca di aiutare nella maniera migliore possibile queste persone. Essendo qui non molto lontano, qui anche dalla Germania, anche dall'Italia, noi queste cose ci preoccupano molto di più. Spero che alla fine ci sia la ragione, no, che possa risolvere la questione nel miglior modo possibile. E qui vediamo l'immagine che i miei colleghi hanno suonato l'adagio per gli archi di Barber, e noi tromboni non siamo usati, ma ero seduto lì anche lì e vi posso giurare che l'emozione è stata veramente forte. Che si dice in Cina? Ma guarda, in Cina in realtà se ne parla costantemente della situazione in Russia, però per quanto da quello che ho capito parlando con i miei colleghi o con gli amici, diciamo che la Cina ha un punto di vista abbastanza particolare su tutte le questioni a livello mondiale, nel senso che la Cina punta al progresso e per loro la pace uguale progresso. Però quello che volevo capire da voi era: non vi sconvolge che un direttore d'orchestra russo, cioè non dovrebbe essere la cultura in questo momento, il linguaggio della musica, non dovremmo averlo imparato dalla storia che certi ambiti sono sacri, invece torniamo a, diciamo così, a dividere anche dentro la cultura, dentro i teatri, dentro le orchestre? Questo vi sconvolge? Cioè, io quando l'ho letto sono rimasta male, cioè dicevo, oddio, no? Cioè, nel senso, vi spaventa questa cosa, ecco, che la politica si unisca, che le divisioni tra stati in qualche modo vengano a minare il vostro mondo? Questo era un po' il nocciolo della questione. Certo, spaventa moltissimo perché la cultura è tutta un'altra cosa, non bisogna, anche se la politica serve anche perché la cultura possa andare avanti, ma non può venire a intaccare, no, le persone con la cultura per via di queste cose che gli altri decidono di fare. Sì, è molto difficile chiaramente avere un'opinione, no, a riguardo in questi momenti in cui siamo bombardati da tutto, però ecco, mi sembra brutto. Cioè, ma guarda, sicuramente
sicuramente la musica dovrebbe essere, come tutte le arti, dovrebbero essere lasciate in disparte quando si parla di guerra e di politica. Penso che la cosa che rovina l'arte è proprio la politica. Quindi dovrebbe, cioè, secondo me, da come vivo io, l'arte è una cosa estremamente apolitica, anche se nel passato molti compositori hanno usato la musica per manifestare il loro disappunto verso qualcosa che non andava nella società. Sì, è vero, è vero. Molti politici hanno usato la musica per supportare i propri interessi, eccetera. Sì. È sbagliato sicuramente in linea di massima, ma allo stesso tempo dipende perché questa orchestra l'ha fatto anche a livello simbolico. Cioè può essere, poi nessuno lo sa per cosa è stato fatto. Però sicuramente è molto difficile non mescolare i vari ambiti, no? In una situazione del genere, quindi vabbè, insomma, speriamo che sia finita qui o che finisca presto, ecco, questa situazione. Va bene ragazzi, è stata una chiacchierata lunga e anche produttiva secondo me, abbiamo buttato lì un sacco di cose, lo sappiamo che siete molto legati al Friuli, che non vedete l'ora di tornare, quindi mi raccomando quando tornate continuiamo il discorso, magari anche con la direttrice. Grazie per essere stata con noi. Arrivederci. Grazie Flavia Brunetto, grazie Ottaviano Cristofoli da Tokyo, grazie a Simone Candotto da Hamburgo e grazie a Morris Sebastianutto da Chengdu. Ciao ragazzi, grazie mille, tutto, in bocca al lupo. Mandi. Ciao, mandi a tutti. Ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.